vi mostreremo stasera. Buongiorno da Ilaria e Adriana, la regia per Sardegna Sacra on the Road. Oggi ci troviamo a Norbello, provincia di Oristano, e siamo in compagnia di Daniela Madau, alias Dama del Wheelchair, storica dell'arte e guida turistica che si occupa della valorizzazione del territorio di Norbello. Salve, buongiorno a tutti. Bene, come sapete, adesso fra poco vi daremo una anticipazione di quello che faremo durante la giornata e che vi mostreremo nel video di stasera. Ma prima, come sempre, vi chiedo un veloce feedback per farci sapere se la connessione è ok, se ci vedete bene e se ci sentite bene. Non so se ci sono già commenti. Adriana, No, ancora no. Cosa mi dice dalla regia? Allora, aspettiamo di vedere i primi commenti per sapere se l'audio si sente bene anche. Tanti buongiorni. Tanti buongiorno a tutti, siamo felici che siate qua. Come potete vedere abbiamo un bellissimo panorama alle nostre spalle e il sole che si sta sollevando sempre di più, già sorto ormai da un bel po', però sta salendo nel cielo. Bene, ci danno conferma che anche l'audio è a posto. Quindi a questo punto passo la parola a Daniela che ci racconta una piccola anticipazione quali siti visiteremo oggi. Una giornata molto molto densa e siamo felici di conoscere finalmente Daniela dal vivo e di farci guidare da lei. Anche io sono particolarmente emozionata perché oggi vedrò dei siti che non ho visto nemmeno io, quindi anche io li vedrò per la prima volta insieme a voi. Prego Daniela, raccontaci un po'. Oggi visiteremo una domus deiana, quella di Livrandino, molto inflazionata in questo periodo dai fotografi. Visiteremo 2 tombe dei giganti e in anteprima visiteremo il sito di Orconale. Poi vedremo di preciso che cosa ci preserva questa piccola chiccheria di Norbello. Benissimo. Bene, ragazzi, volevo anche condividere con voi quella che è stata la nostra esperienza nella puntata di ieri, anche se abbiamo fatto, come sapete, le prove generali giovedì scorso con la puntata 0. Diciamo che partire con la prima puntata è stata un'esperienza forte, non solo per la sveglia alle 5 del mattino e per il lavoro ininterrotto praticamente fino alle 10 di notte, ma anche per la bellezza della giornata stessa, nonostante il tempo incerto. Se ve la siete persa la potete ovviamente vedere anche oggi. Appena finisce la diretta metterò anche un link nella descrizione di questo stesso video, quindi la potete trovare proprio nel testo del video. Eravamo alla Giara di Gesturi, quindi una giornata che è iniziata molto piovosa e che non prometteva per niente bene, invece ci ha regalato degli scorci spettacolari e delle bellissime emozioni. Anche visitare la Giara in un periodo in cui non ci va nessuno, in un giorno in cui non ci va nessuno, e potersi avvicinare ai cavallini che pascolavano in mezzo ai paulis è stata veramente una bella emozione. Come avrà visto chi ci ha seguito e chi ha visto tutta la puntata, soprattutto nella parte finale, anche ieri siamo state accolte da un fortissimo vento. Stiamo ancora sperimentando, diciamo, le modalità migliori di ripresa con la strumentazione che abbiamo a disposizione, che vi ricordo, nonostante abbiamo fatto un piccolo investimento per acquistarla, comunque è una strumentazione amatoriale, e comunque abbiamo visto che certe soluzioni funzionano. Ci scusiamo se qualche scena magari l'audio era un po' basso, ma come sapete la nostra è una modalità di ripresa on the road o on the go, come si dice oggi,
per cui spesso non c'è possibile controllare come è venuta la scena, e se i contenuti comunque sono imperdibili noi li pubblichiamo, li mettiamo nel montaggio così come sono. E ci tengo a dire questa cosa oggi proprio per far capire anche come stiamo lavorando, soprattutto a chi non ci conosce, chi non ha seguito il progetto dall'inizio. A questo proposito vi vorrei raccontare un piccolo aneddoto. Qualche anno fa ero stata intervistata in occasione di un evento in un sito archeologico da una televisione, non faccio nomi. Era uscita una bellissima intervista che a me era piaciuta molto, sia per le domande che mi avevano fatto, sia per le risposte che avevo dato pur improvvisando, ma purtroppo non è stata trasmessa perché l'audio era disturbato dal vento, nonostante il giornalista in questione avesse chiaramente attrezzature professionali, un gatto morto grande così, però il servizio non l'ha trasmesso. Per cui, scusateci se ogni tanto si sente un po' di vento. Come dicevamo, siamo in febbraio, siamo in pieno inverno, però possiamo comunque vedere che la Sardegna è bella tutto l'anno. Infatti questo è uno dei nostri obiettivi principali. Bene, ora ripasso la parola a Daniela perché vorrei che lei ci raccontasse un pochino più in dettaglio quali sono le sue attività e le particolarità anche del suo approccio alle visite ai siti archeologici. Prego Daniela. Allora, la particolarità di una visita guidata con noi è che è una visita guidata che può essere a 6 zampe. In questo momento le altre 4 zampe stanno vagando per il sito, ma la possibilità di visitare Norbello in un modo diverso, cioè potete venire con il vostro piccolo pelosetto, perché tutti i siti possono essere ovviamente accessibili col cane. Mi farebbe piacere che in questo momento Lola si presentasse, però davvero mi risulta un po' difficile, però la vedrete probabilmente nell'arco della giornata o magari al termine alle 21:30. Sì, diciamo che l'idea nasce per una sinergia tra me e la belva che sta arrivando dietro. Eccola, che passa. Non so se si vede, si vede. Lola, vieni qua, vieni qui. Eccola. Sì, brava. Nasce per una sinergia con lei e perché ho scoperto che da qui nasce la possibilità di permettere alle persone che hanno gli animali di non lasciarli in macchina, perché è un problema che hanno tantissimi. Girando un po' la Sardegna ho cercato di creare una mappa degli spazi dove sono andata con Lola per dare dei consigli agli animali, cioè che cosa bisogna portare, cosa non bisogna portare, cosa bisogna fare prima di andare in un sito e così via. Diciamo che è una scommessa, è un modo per raccontare la mia quotidianità a 6 zampe come storico dell'arte, che può sembrare stranissima, in realtà è una cosa semplicissima. E quindi è questa la nostra scommessa nel mondo dell'arte e del turismo. Grazie. Come vi dicevo all'inizio, sono particolarmente contenta oggi di essere qua a Norbello, perché nonostante questa zona anch'io l'abbia girata veramente tanto, però proprio Norbello mi mancava, perché comunque è un territorio che è completamente fuori dagli itinerari turistici, nonostante comunque vanti un patrimonio archeologico, storico-culturale di tutto il rispetto, giusto Daniela? Giusto. Dal punto di vista archeologico noi possiamo vantare ben 28 siti. Il poter visitare Norbello vuol dire fare un salto nel tempo dai 6.000 anni sino al giorno d'oggi, perché noi possiamo visitare tutto il patrimonio archeologico, il patrimonio storico-artistico, il patrimonio medievale, siamo al centro del Giudicato d'Arborea, possiamo arrivare poi all'epoca contemporanea visitando il Museo del Fumetto, quindi arte contemporanea a 360 gradi, allestito in un antico caseificio che quest'anno compie 100 anni, uno dei primi caseifici della Sardegna. Quindi visitare Norbello vuol dire estraniarsi un attimo e fare un tuffo in un passato che ci accompagna fino al giorno d'oggi. Quindi sì. Poi vabbè, io lo dico col cuore perché comunque questo è il mio luogo del cuore. Grazie. Vedete, interessantissimo anche la possibilità di mantenere questo filo ininterrotto proprio nella storia, e oggi lo ripercorreremo appunto dal Neolitico fino ai giorni nostri, proprio con i siti che visiteremo. Mi dite più o meno che ore sono così? 8:10. Bene ragazzi, allora siamo in chiusura di questo
questa diretta. Vi ricordo, se avete perso la puntata di ieri, l'abbiamo pubblicata più o meno quasi in orario, diciamo, eravamo in orario, ma purtroppo quando ho cliccato pubblica Facebook mi ha dato un problemino e quindi quei 5 minuti non è colpa nostra, stavolta eravamo in orario. Oggi cercheremo di poter lavorare da un po' prima, in modo da poter anche programmare i video, così hanno l'orario preciso. Ieri abbiamo fatto, per chi non lo sapesse, riassumiamo un po' cosa abbiamo fatto. Ieri sveglia alle 5 del mattino, siamo partite da casa mia Quartuccio, siamo arrivate a Tuili alle 7:30 più o meno. Dopo l'escursione alla Giara ci siamo rimesse in viaggio per arrivare a Oristano. A Oristano siamo state ospitate al centro della città, in piazza Eleonora ad Arborea, a pochi metri dalla statua della giudicessa Eleonora, in un palazzo storico molto molto bello, al bed and breakfast appunto Eleonora, palazzo storico anche con arredi antichi, quindi veramente siamo state benissimo ospitate da Paola Pirina, che ringraziamo. Poi nel corso della giornata metteremo anche alcune foto del bed and breakfast, in cui assolutamente vi consigliamo di soggiornare, anche perché diciamo questa ambientazione storica ci permette anche di entrare proprio più in contatto col luogo dove siamo e anche con la sua storia, una bella fetta di storia da conoscere. E quindi poi da lì stamattina siamo poi arrivate a